A questo banchetto tutti sono invitati, ma i primi hanno declinato l'invito, non si sono presentati. Perché? Perché hanno preferito curare i propri interessi, il lavoro, anche eccessivo, preoccupazioni di ordine materiale, attaccamento disordinato a persone e alle cose terrene. È importante che meditiamo su questo rifiuto, esaminando noi stessi per vedere se anche noi non preferiamo le nostre cose e la nostra volontà a quella di Dio. Ricordiamoci della parola di Gesù, che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la sua anima. Dio però è tenace nel voler realizzare il suo progetto di amore. Chi va allora a cercare come commensali per il banchetto? Poveri, emarginati, gente di poco o nessun prestigio sociale. Ma non è che questi possano prendere parte al banchetto senza indossare la veste nuziale. Comprendiamo facilmente che la veste nuziale sta a indicare non il vestito esteriore, ma i nostri atteggiamenti interiori, che pur nascosti agli occhi degli uomini sono palesi a Dio che scruta i cuori. Veste nuziale è la grazia divina, la dignità di figli di Dio che abbiamo ricevuto nel battesimo e che dobbiamo conservare, non hanno effetto. Le decorazioni della veste nuziale devono essere le opere buone, le opere di carità. La veste di lino, è detto nel libro dell'Apocalisse, sono le opere giuste dei santi. Carissimi fratelli e sorelle, l'Eucaristia alla quale stiamo partecipando è il banchetto dove Gesù stesso oggi si dona a noi come pane di vita eterna. E in pari tempo è anche il viatico che ci sostiene nel cammino e ci fa pregustare il banchetto delle nozze eterne nella Gerusalemme del cielo. Rispondiamo allora con prontezza e con gratitudine all'invito del Signore.